L'avvertenza Carton Sarda di Ottana, che faceva parte del gruppo Parodi di Genova, che ha chiuso i battenti nel 2008, è stata al centro di un incontro tra una delegazione di lavoratori e i rappresentanti della giunta provinciale di Nuoro. Il presidente della provincia di Nuoro, Costantino Tidu, che ricopre la carica di responsabile unico del contratto d'aria, ha incontrato, insieme agli assessori al lavoro Claudia Simula e all'industria Paolo Porcu, una delegazione di dipendenti del complesso industriale. Al centro dei colloqui la drammatica situazione in cui versa la Carton Sarda e i suoi lavoratori. Presenti anche i sindacalisti Mario Bianco per la CGIL e Francesco Zedda, rappresentante aziendale della CISL. Natalino Brau, responsabile del personale dell'azienda, ha illustrato la situazione. Sono 55 i lavoratori dell'azienda inserita nel contratto d'aria di Ottana che da gennaio non ricevono l'assegno della cassa integrazione in deroga. Dal 1 giugno, ha sottolineato Brau, sarebbe dovuta partire la cassa integrazione straordinaria di competenza regionale, ma il provvedimento è ancora all'esame degli uffici del Ministero del Lavoro. I dipendenti, è stato sottolineato, non potranno usufruire neanche dell'anticipazione dell'assegno mensile da parte dell'INPS perché la convenzione con la Regione è scaduta. Il rischio concreto è che i lavoratori rimangano senza copertura economica ancora per diversi mesi. Il presidente Tidu ha assicurato il suo intervento chiedendo anche un incontro con l'assessore regionale al lavoro. Tra qualche giorno convocheremo tutte le aziende del contratto d'aria per fare il punto della situazione, ha detto Costantino Tidu. È necessario lavorare congiuntamente con i sindacati per dare una risposta concreta ed efficace al mondo dei disoccupati e dei cassaintegrati. La nostra priorità assoluta sono i lavoratori e già stamattina, ha concluso Tidu, faremo partire la convocazione per un incontro urgente con l'assessore regionale al lavoro, alla presenza dei sindacati e di una delegazione dei lavoratori.